Il primo atto di una serie di incontri con soggetti istituzionali, economici, sociali ed ambientali legati al settore primario nell'ottica del partenariato. Alla sede di Veneto Agricoltura a Legnaro, alle porte di Padova, hanno così preso corpo le nuove strategie per la stesura della cosiddetta politica di sviluppo rurale 2014-2020, forte di un fondo di 900 milioni. Un'occasione importante per il rilancio dell'agricoltura in un contesto veneto ed europeo, tanto più nella contestuale fase di discussione in sede comunitaria a Bruxelles della PAC, la nuova politica agricola comune, strumento fondamentale per definire le strategie di un comparto strategico nell'ottica dell'innovazione, della ricerca e della compatibilità ambientale. Le priorità sono innanzitutto i giovani, e punteremo ancora fortissimamente sui giovani perché crediamo siano in grado di leggere il futuro meglio di qualsiasi altro, ovviamente avendo una visione sicuramente globale ma sapendo anche utilizzare la tecnologia più di chiunque altro. Poi ovviamente la grande partita è sulla sburocratizzazione e la semplicità attraverso la quale gli imprenditori agricoli possono intervenire sui finanziamenti che mette a disposizione la Regione del Veneto. Ovviamente il reddito rimane il punto principale di tutta l'azione politica. Abbiamo ovviamente chiamato attorno al tavolo tutti gli stakeholder del Veneto che in qualche modo possano partecipare, dire la loro, perché l'apertura e l'ascolto per noi è determinante anche per costruire una politica che possa essere veramente utile per le imprese agricole e credo che sia un punto di partenza determinante, durerà un anno ed è il tempo necessario anche per chiudere le riforme a livello regionale, penso a VEPA, Veneto Agricoltura, gli sportelli unici e tutta la capacità che possiamo mettere a disposizione per quanto riguarda la competitività del sistema imprenditoriale.